Ringrazio i miei due nuovi ospiti perché appunto ci racconteranno una bella storia ma lanceranno soprattutto un bel messaggio. Antonio Ongaro, buongiorno Ongaro, presidente dell'associazione Retina Veneto APS. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno a Giulia Ongaro, che è figlia di Antonio ed è volontaria dell'associazione e non solo, perché poi ho scoperto poco fa che Giulia è anche volontaria all'hub vaccinale di Villorba e fra poco dovrai volare letteralmente a Villorba perché inizia il tuo nuovo turno. Allora, buongiorno. Buongiorno davvero. La vostra è un'associazione molto importante, avete sede nel Padovano ma voi siete originari del Trevigiano, siete di Silea entrambi. Allora, cominciamo proprio dalla presentazione di questa importante associazione. Di che cosa vi occupate, Presidente? Allora, l'associazione si occupa di tutti i pazienti che soffrono, che hanno la retinite pigmentosa. La retinite pigmentosa è una malattia degenerativa della retina, una malattia ereditaria e quindi come tale, diciamo così, purtroppo porta, ahimè, alla perdita della vista. Non c'ha un'età, può essere colpito il paziente a 5-6 anni, quindi molto giovane, come anche a 40-50 anni. L'evoluzione di questa malattia può andare molto velocemente, 6 mesi, un anno, come anche essere molto lunga, diciamo, per l'acuità e quindi per la perdita della stessa luce degli occhi. E lei quando ha iniziato a soffrire di questa malattia, quando l'ha scoperta, può raccontarci un po' la sua storia? Sì, grazie. La mia storia nasce nel 2013 quando ho scoperto questa purtroppo malattia. Compare, il primo sintomo compare da quando tu dalla luce dall'esterno dell'abitazione entri dentro al buio e vai a sbattere, capito? Perché purtroppo la pupilla che è abbastanza chiusa, diciamo così, per la luce deve un po' aprirsi per avere il contrasto del buio stesso. Io avevo 13 anni all'epoca. Quindi è successo quindi in che anno? Nel 70. Ah, ok, quindi era giovanissimo, diciamo. Sì, 13 anni, ho detto, 13 anni, e quindi da allora lei ha dovuto fare i conti con questa patologia sostanzialmente? Sì, è difficile da accettare perché sei in un'età evolutiva, l'età dei 13-14 anni, ma tutte le età sono brutte, infatti così, per quanto purtroppo compare la vista, questa perdita della vista, perché gli si chiede prima perché proprio a me. Secondo, perché magari all'epoca mia, cioè l'epoca del motorino, del cinquantino, così, l'epoca di andare in discoteca, al pomeriggio e così. Purtroppo io queste cose non le ho potute fare. Però ha trovato la forza anche poi di aiutare anche gli altri. Sì, poi ovviamente ho dovuto smettere la scuola pubblica, sono andato a finire dentro in un collegio, là dove ho imparato a fare il fisioterapista. Mi sono diplomato all'età, all'epoca, a 19 anni e quindi ho lavorato per quasi 32 anni all'ospedale qua di Treviso, come fisioterapista. Poi ovviamente sì, la forza la devi trovare, la devi avere, grazie in primis ai miei genitori e poi successivamente, diciamo, alla mia famiglia, a mia moglie Palmira e a mia figlia Giulia. È proprio Giulia, devo dire, che sta portando avanti veramente una battaglia, no? Possiamo chiamarlo, Giulia, il diritto alla vista. Certo che lo possiamo chiamare diritto alla vista perché quando una persona gli manca un senso bisogna che in qualche maniera aiutare questa persona che ha questo problema, ecco, e quindi bisogna dargli ovviamente una mano, un aiuto. E nei confronti di tuo papà vedo che sei molto protettiva, lo sei sempre stata. Sì. Allora, io ovviamente devi essere anche abituato a guidare una persona con un problema di vista, perché comunque io sono stata abituata sia da mio papà che da mia mamma quando ero piccolina, perché qualsiasi il minimo scalino per tempo devi comunque avvisare, tipo scalino in giù, scalino in su, il marciapiede, il pezzetto del marciapiede, le strisce pedonali. Comunque abbiamo
io e mio papà abbiamo una sintonia abbastanza, che mio papà si appoggia sulla mia spalla e comunque quando sente più che altro che io sto facendo il passo per scendere lo scalino, lui lo sente con la spalla. Quindi avete raggiunto una sintonia perfetta da questo punto di vista, e questo immagino fin da quando eri piccolissima. Sì, io adesso ho 22 anni, quindi proprio dalle prime anni... responsabilizzata subito? Sì, sono molto anche protettiva, come dicevi tu Cristian, molto, come posso dire, riguardo, controllo, cioè sempre una cosa in più rispetto alla normale persona, diciamo, certo, figlia di una persona con un problema visivo. C'è ecco, una cautela, un'attenzione un'attenzione maggiore, sì. Chiaro. E quindi lei diceva, signor Ongaro, io ho questo affetto, questa attenzione in più, la sento, insomma, sì, ed è quella che forse dà anche la forza di andare avanti, di continuare anche una battaglia, che non è solo personale. Sì, non è solo personale, perché in questa attività di volontariato che abbiamo in questa associazione, creata e voluta, iniziato nel 2015 nel centro dell'oculistica di Campo San Piero, e come dicevo prima voluta dal direttore generale all'epoca, dottor Francesco Benazzi, direttore dell'US 15 Alta Padovana, dal primario di oculistica il dottor Marzio Chizzolini e dal consulente medico il professor Parmegiani, capito? Questi tre qua mi hanno convinto di creare questa associazione, perché una volta che i pazienti vengono visitati là nel centro il mercoledì e il giovedì, c'è un problema poi a livello psicologico, capito? Cioè viene fatta questa diagnosi e questa diagnosi viene coinvolto non solo il paziente ma anche la famiglia stessa nel proseguo di quello che può essere la quotidianità e il futuro, diciamo, di quella che è la realtà, purtroppo. Quindi voi, diciamo, vi prendete a cuore il soggetto a cui viene diagnosticata la retinite pigmentosa, sostanzialmente, e lo accompagnate anche nel percorso di accettazione della patologia, sostanzialmente. Esattamente, non è facile accettarsi, però lì in questo colloquio che noi andiamo a fare nel nostro ufficio, che abbiamo proprio là all'8° piano, così dimostriamo che nonostante anche l'handicap, tra virgolette così, che ci sono anche altri handicap molto più duri da verificare, così, insomma, da avere, comunque il nostro handicap così si può tranquillamente andare avanti, capito? Questo è il pensiero che noi diamo, perché ad esempio io, al di là di aver fatto fisioterapista, io faccio tanto sport, e nello sport, diciamo così, questo aiuta a vivere, diciamo così, prima te stesso, perché è un qualcosa che ti medesimi con te stesso e dire io ci sono, e poi anche nei confronti della società stessa, capito? E infatti noi ci siamo conosciuti proprio per lo sport, perché se non sbaglio eravate in Piazza dei Signori a maggio, Giulia, correggimi se sbaglio, per protestare contro le restrizioni, diciamo così, al mondo dello sport, e soprattutto voi eravate lì per occuparvi dello sport, dell'attività sportiva a supporto dei disabili. Esattamente. Ecco. Che sport? Guardi, lo sport come non vedente ne puoi fare parecchi, così, dall'atletica, là dove si corre, diciamo così, con il maratone, così, con il cordino. Ovviamente quando fai i 21 km e 42 km, così devi avere sempre due persone che guidano, una che corre con te e l'altra magari a fianco o indietro o di lato del percorso della maratona in bicicletta, perché se succede che magari il tuo accompagnatore ha un problema fisico, così deve subito ci deve essere lo sostituto. Oltre che l'atletica, nell'ambito come non vedente può andare a fare lo sci, così. Io gareggio, diciamo così, adesso un po' mollato questi ultimi 3 anni, però fino al 2013-2014 facevo agonismo come sci nordico, quindi sci alternato dentro sui binari, così.
E tante volte quando nelle piste, con la guida ovviamente a 2 metri 3 di distanza, così, e tante volte incontri nelle piste queste persone dicono ma come fa un non vedente ad andare in pista? Però è bello perché dimostri che anche tu, come dicevo prima, nonostante l'handicap, corri ugualmente come gli altri, in pratica, insomma, questo è un'altra opportunità. Poi un altro sport che può fare un non vedente è il ciclismo, capito? Con il tandem, capito? Quindi su e giù. E diciamo, insomma, sì. non mancano le attività e voi Certo. volevate lanciare un messaggio a maggio proprio per, diciamo così, riaprire o comunque consentire questo genere di attività che nel caso di soggetti con questo tipo di patologie hanno una valenza doppia per certi certo. versi. Ecco, alla fine questa battaglia, Giulia, ti chiedo, ha portato a qualcosa? Com'è adesso la situazione per... Nel periodo in cui ci siamo visti in centro a Treviso in Piazza dei Signori, purtroppo c'erano ancora le normative Covid che impedivano, anche perché non c'era ancora il periodo della vaccinazione, però è passato il tempo e per fortuna le palestre si sono riaperte, però Quindi anche comunque, voi avete ripreso nell'attività. però insomma, comunque sportiva. bisogna stare sempre attenti perché comunque le palestre, anche se è all'aperto, chiedono magari una accuratezza, igienizzazione delle mani, mascherina. Diciamo Quindi che l'attività all'aperto reca più insidie che esattamente, un ipovedente. esattamente, perché comunque il non vedente deve essere accompagnato e quindi accompagnando la persona non vedente lo si tiene mano a mano e quindi magari c'è una potenziale contaminazione, c'è un contatto con le mani. Quindi insomma diciamo che sì. la situazione è migliorata chiaramente anche nel campo, nel vostro campo, sì. ma insomma restano sempre... vi mostro, non so se la regia può... ecco, questo è il sito dell'Associazione Retina Veneto, è molto chiaro, dà molte informazioni, ecco, lo possiamo anche scorrere insieme sostanzialmente anche sulle varie patologie, non c'è soltanto la retinite pigmentosa, tutti si dice hanno il diritto alla vista, lo abbiamo appunto detto prima, l'associazione appunto si presenta e dà tutti i suoi riferimenti sostanzialmente, quindi il sito è questo www.retinaveneto.com. Qui ci sono tutte le informazioni del caso, i servizi, anche tutto l'aspetto del 5 per 1000, i contatti e quant'altro. Quante sono le persone in Veneto colpite da questa patologia? È possibile quantificarle? Sì, è una malattia rara, fa parte delle malattie rare. Non abbiamo una quantificazione precisa, però noi come soci ne abbiamo tesserati nel nostro centro 1519. Non sono solo pazienti veneti, perché i centri in Italia ce ne sono solo 3. C'è Campo San Piero, c'è l'Università del Careggi di Firenze e l'azienda ospedaliera di Napoli in pratica, che seguono questa tipologia di malattia. E noi abbiamo, per dar lustro alla sanità veneta, abbiamo pazienti che vengono anche dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Sicilia a farsi le consulenze che sono con la mutua nel nostro centro di Campo San Piero, quindi siamo molto orgogliosi di questo. Quindi voi accompagnate anche i pazienti che arrivano da altre regioni sostanzialmente, sì, perché comunque in Veneto ci sono delle realtà d'eccellenza che si occupano del trattamento di questa patologia. Sì. Ci siamo noi, dopo noi collaboriamo anche con la Banca degli Occhi di Mestre, oltretutto così, e poi da 2 o 3 anni facciamo anche il discorso del test genetico con l'Università di Microbiologia di Padova, col primario dottor Salviati. Ecco, questo quindi per l'indagine prenatale? No, ma anche attualmente il paziente che viene là da noi domanda ma come mai io ho questa malattia genetica? Allora gli viene fatto sull'autorizzazione dello stesso paziente un prelievo di sangue che viene mandato nel centro universitario e lì poi viene fatto questo test genetico per capire la provenienza.
della malattia, se proviene dal papà o dalla mamma oppure a sua volta dai nonni paterni o materni del paziente stesso. Ecco, quindi la vostra associazione è ancorata alla sanità pubblica, sì, alla ricerca, al mondo della scienza. E qui le faccio una domanda, perché siamo in un periodo in cui la scienza è sempre è stata messa sotto attacco, no? Anche oggi vi stiamo raccontando queste proteste Novax da Trieste, insomma ci sono delle voci. Insomma, in una democrazia tutte le voci sono in qualche modo rispettabili, ma ci sono delle voci assolutamente antiscientifiche, no? Sì. E lei come reagisce di fronte a questo fenomeno? Ma io reagisco che è giusto vaccinarsi. Io posso dare una testimonianza. Io sono stato 17 giorni in ospedale l'anno scorso con il Covid, di cui 4 giorni in terapia intensiva con il casco. Voi pensate bene, non vedete col casco su 4 giorni, i minuti erano ore, le ore erano giorni, e dal mercoledì che mi hanno ricoverato 18 marzo a 4 giorni dopo io non sapevo se era giorno o notte, qua là, così, perché così. Un incubo. Era un incubo, infatti così. Poi a forza di volontà, forse così la cooperatività mia e forse il fisico ha reagito bene, così mi considero fortunato. E dopo 17 giorni sono tornato a casa, insomma. Quanti giorni quindi in terapia intensiva? 4 giorni in terapia intensiva, una decina in pneumologia e il resto in un terzo reparto, insomma. Questo è il Cafoncello? A Cafoncello qua di Treviso, sì. Sono tornato a casa il 2 di aprile dell'anno scorso. Insomma. Quindi lei il Covid l'ha vissuto e l'ha sconfitto? Sì, per fortuna sì. E quindi diciamo che immagino che nei confronti di questa componente Novax... Guardi, ognuno è libero di pensare, però io penso sempre a tutte quelle persone, diciamo così, che sono mancate ai propri cari, capito? Quindi tante migliaia di persone in Italia che sono venute a mancare, e quindi all'affetto dei propri cari, e che i propri cari non hanno potuto neanche abbracciarli così, perché sì. Che giorni sono stati per te, Giulia? Infiniti, perché io ero positiva ma non ero, diciamo, monitorata dal SISP, perché in quel periodo non lavoravo, quindi non ero, però è stato molto difficile passare i giorni, perché comunque avevo la mamma a casa che era positiva, asintomatica oltretutto, quindi il tempo non passava più, non si capiva, non si riusciva a pensare a come passarlo, non avevamo contatti con il papà in ospedale, perché appunto è venuta l'ambulanza a casa, l'ha preso, e quindi abbiamo neanche avuto il tempo di prendere gli effetti personali del papà, quindi l'unico modo per capire in che reparto era stato posizionato, era stato trasferito, era chiamare l'ospedale, perché comunque non sapevi niente, ovviamente non ti chiamavano perché era piena emergenza. Quindi stiamo parlando di che periodo? Marzo 2020. Marzo, proprio quindi all'inizio del tutto, esattamente. Quando c'era poi anche un'incertezza molto profonda. Esatto. Infatti io che i sintomi li ho avuti perché sono stata 3 giorni senza il gusto e un giorno con la febbre, avevo qualche linea di febbre, comunque i sintomi li ho avuti del Covid. E per fare un tampone non è stato possibile perché comunque era la piena emergenza, sì. Non era mai successo un'emergenza sanitaria così grossa, così grave. Quindi quando si dice che il vaccino serve per tutelare anche le persone più fragili, parliamo di questo sostanzialmente. Sì, certo. Esattamente. Io quando ho cominciato a vedere l'emergenza Covid che peggiorava sempre di più, ho detto
riusciremo ad uscirne da questa emergenza? Fate la domanda, nessuno ti può dare una risposta, perché comunque è una cosa che non si poteva rispondere in quel momento. Ecco, e tutti i vostri associati, immagino che abbiano vissuto per l'appunto con maggiore angoscia questo periodo. Come li avete in qualche modo sostenuti nel periodo della pandemia? Come vi siete tenuti anche in contatto, vista la difficoltà poi di trovarsi, insomma tutte le difficoltà che ben conosciamo? Ecco, noi siamo trovati in difficoltà perché molta difficoltà in quanto noi non potevamo più essere presenti là nel nostro centro quando era stato chiuso proprio per Covid. Siamo entrati in comunicazione con le telefonate, che loro avevano il numero, in pratica, insomma, quindi mercoledì e giovedì, oppure attraverso email, insomma, quindi, insomma. Poi siamo riusciti a fare un'assemblea dell'associazione l'anno scorso a Treviso a settembre, e quest'anno l'abbiamo fatta invece a Campo San Piero il 25 di settembre lì. Così, insomma, questo siamo riusciti ad avere di nuovo tanta gente che viene a questa assemblea, perché noi dobbiamo fare per statuto una volta all'anno l'assemblea. In questa assemblea c'è la parte amministrativa, che vengono dei saluti dei vari sindaci, amministratori regionali e politici, e c'è la parte scientifica, che è quella dove i nostri soci hanno più interesse e più sete di sapere le novità della malattia stessa, insomma. Le novità scientifiche. Sì. Ecco, ribadiamo questo concetto. Che non si apprendono, insomma, facilmente sui social o così via, ma insomma si apprendono da esperti, ricercatori qualificati, diplomati, laureati e quant'altro, insomma. Questo va detto. Giulia, dicevamo prima, tu hai vissuto questa esperienza, hai aiutato sempre il tuo papà in questo percorso, no, di vita. Sì. Quindi sei volontaria all'interno dell'associazione, ma adesso sei anche volontaria in un hub vaccinale, quello di Villorba, che tra l'altro è quello anche un po' più complicato di tutta la Marca, perché insomma gestisce grandi numeri. Perché questo ulteriore impegno? Cosa ti ha spinto? Perché mi piace dedicare il mio tempo alla gente, aiutare la gente, e mi piace dare la mia testimonianza nel mondo del volontariato, mi piace fare una chiacchiera con la persona, con l'utente, magari l'utente quello un po' più spaventato per fare il vaccino, e quindi magari facendo una parola lo tiri su un attimo di morale, ecco. A me piace essere, diciamo, in prima linea, no? Essere in prima linea, sì, per l'aiuto alle persone. Quindi ti viene, diciamo così, naturale? Spontanea, sì. E Ongaro, lei si sente di lanciare un messaggio a chi ci sta seguendo, non solo a chi magari ha un problema alla vista, ma un po' a tutti, anche in questa stagione molto particolare. Si sente di lanciare per esempio un appello anche alla vaccinazione, proprio per tutelare i soggetti più fragili? Sicuramente sì, colgo l'occasione proprio di, vista anche che io l'ho avuto il Covid, così insomma, con un'esperienza molto toccante, molto dura per me stesso prima e poi per i miei familiari, ma vi invito tutti quanti ad andarvi a vaccinare, insomma, prima per voi stessi e poi anche per chi vi sta accanto, insomma, per una sicurezza maggiore, insomma. Ecco, lei ha fatto una dose, 2 dosi, avendo già contratto? Ho già fatto 2 dosi, una a maggio e l'altra a giugno, dopo 40 giorni. Perché comunque l'aveva contratto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, quindi era passato anche il periodo. Sì, esattamente. Anche tu, Giulia, non per farmi i fatti tuoi. Sì, no, io ho fatto la vaccinazione, sì. Infatti ho prestato servizio anche nel hub vaccinale di Ponte di Piave, quando adesso è chiuso quello di Ponte di Piave. Infatti la primissima volta che io ho prestato servizio era proprio il giorno di apertura all'hub vaccinale di Ponte di Piave,
perché avevano chiuso quello di Oderzo, avevano chiuso Oderzo, certo, e hanno aperto Ponte di Piave e il Palasport Saranzanello. Infatti io non sapevo che con la prestazione del servizio all'hub vaccinale potevi farti il vaccino, perché in quel periodo c'era ancora il discorso della vaccinazione per fascia di età. Certo, c'era. Esattamente, io come prima dose purtroppo ho fatto AstraZeneca e ho avuto abbastanza sintomatologia, sono stata abbastanza male, e come seconda dose invece ho fatto il Pfizer all'hub vaccinale a Villorba. Assolutamente. Le persone che si rivolgono all'hub vaccinale, come le vedi? Che c'è stato anche, immagino che sia cambiato anche il target nel corso dei mesi, sì. E immagino siano cambiate anche le aspettative, le reazioni, gli atteggiamenti. Sì, soprattutto gli atteggiamenti, perché io presto servizio da aprile, quindi abbiamo avuto anche tutta l'estate che abbiamo avuto abbastanza flusso di gente, soprattutto prima di Ferragosto, e tanta gente viene là tranquilla, particolarmente gli anziani non hanno problemi, non sono spaventati, proprio tranquillissimi. Quando viene il classico genitore con il figlio, che il figlio deve fare il vaccino, è più il genitore terrorizzato, passami questo termine, a fare il vaccino al figlio, perché è proprio il genitore, il ragazzo proprio tranquillo. Poi ti chiedono delle domande abbastanza specifiche che noi volontari non possiamo rispondere. Al classico volontario chiedono: ma posso fare Moderna anziché Pfizer, certo, o viceversa? E noi purtroppo dobbiamo rispondere, noi purtroppo rispondiamo, non è a noi che deve chiedere, è al medico quando fa il colloquio con il foglio anamnestico. Quindi diciamo che nel corso dei mesi, se possiamo individuare una categoria, non sono i più anziani, ma magari la fascia un po' di mezzo, che ha magari maggiori perplessità, paure sul vaccino. Insomma. Magari i ragazzi giovani, i diciottenni, sono tranquilli perché magari, come tutti, vogliono uscire, vogliono trovarsi con gli amici, quindi per loro il vaccino è la sicurezza più totale, certo, che ci sia in questo momento. Allora io vi ringrazio per questa vostra testimonianza, e allora riguardiamo il sito della vostra associazione, quindi tutte le persone che sono interessate a entrare nel vostro mondo, ad avere un sostegno anche psicologico, soprattutto psicologico, mi pare di capire, soprattutto nella prima fase, no? Sì. Quella di approccio alla malattia, www.retinaveneto.com, ci sono tutte le informazioni utili, ovviamente sarete trattati con i guanti, possiamo dire così, sì, insomma, grazie, avete conosciuto Antonio e Giulia, e quindi sicuramente l'approccio sarà il più delicato possibile, e per tutte le informazioni, diciamo così, sanitarie e scientifiche ci sono gli esperti, c'è tutta una rete di esperti che collabora con la vostra associazione. Esattamente. E le visite vengono fatte, volevo precisare, le visite vengono fatte con la ricetta della mutua, e quindi con la richiesta del medico curante, il mercoledì e giovedì. Il giovedì c'è una dottoressa sempre specializzata per la retinite pigmentosa, che provengono entrambi da Ferrara, e quindi abbiamo 2 giorni così. Le liste purtroppo d'attesa sono abbastanza lunghe, infatti così, perché abbiamo già tutto il 2022 e parte anche del 2023, insomma, perché le richieste sono tante, purtroppo. Certo. E i medici sono sempre di meno. Questo è un problema che riguarda anche tutto l'ambiente sanitario. Specialità, insomma, io volevo fare una precisazione, che l'associazione comunque, a parte dare una mano al paziente e alla famiglia, l'associazione fa anche degli eventi. Certo. Adesso in quest'ultimo periodo purtroppo abbiamo dovuto bloccare tutto anche noi, però comunque facevamo 3 eventi all'anno. Abbiamo fatto una gita in Val di Sole a far rafting, e poi siamo andati all'autodromo di Adri, abbiamo fatto salire le persone disabili sulle macchine da corsa,
e nel mese di dicembre invece siamo andati alla Fiera Internazionale del Gelato Artigianale, quindi la gente Quindi ci sono veniva... anche delle attività, diciamo così, di intrattenimento. Grazie davvero per questa precisazione, Giulia, e grazie per aver condiviso la vostra storia Cristian. e il vostro messaggio. Grazie Antonio Ungaro e grazie Giulia. Grazie. Allora, noi ci vediamo dopo la pubblicità fra pochissimo.